Oggi ci troviamo in Val di Fassa e partendo da Alba di Canassei, esattamente dal parcheggio degli impianti Ciampac, percorriamo la Val Contrin fino ad arrivare all'omonimo rifugio, ai piedi della Marmolada e del Gran Vernel. Oggi la giornata è estremamente fredda, meno 18, ma con un sole bellissimo. Fortunatamente sta arrivando il sole. Siamo arrivati in località Lozza dei Contrin, dove si trova anche un'omonima baita. Alle mie spalle potete vedere il gruppo del sasso piatto e del sasso lungo. Una meraviglia! Dopo aver camminato su un bel tratto pianeggiante della Val Contrin, siamo arrivati alla baita Cianci. Adesso ancora una mezz'oretta per arrivare al rifugio Contrin. Ancora un po' di tornanti, 2 dovrebbero essere, e siamo arrivati al rifugio. Bellissima giornata, stupenda. Arrivati al rifugio Contrin, situato in una bellissima posizione. Guardate che panorama!
Il rifugio è circondato da imponenti cime dolomitiche, quali il Piccolo e il Gran Vernel, la Regina delle Dolomiti, la Marmolada, il Cima Ombretta e Cima Uomo, tutte bellissime. Adesso andiamo alla Malga Contrin, che si trova a 5 minuti di cammino dal rifugio. Arrivati alla Malga Contrin, adesso facciamo ritorno al rifugio per poi scendere al parcheggio. Siamo di nuovo arrivati in località Loccia de Contrin ed ora per ritornare ad Alba di Carazzei, invece che seguire la strada forestale, prendiamo il sentiero. Ritornati ad Alba di Carazzei con meno 8 gradi e siamo alla chiusura di questa ciaspolata in Val Contrin. Un posto favoloso con un bellissimo panorama e complici di questa bellissima giornata, un sole stupendo, un cielo azzurro e tantissima neve. Il tragitto che abbiamo fatto è tranquillo, semplice, direi alla portata di tutti, basta avere un po' di allenamento. E con queste temperature polari, da paralisi dei muscoli facciali, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!